Musica dal vivo, animazione, spettacoli per i più piccoli, fuochi d'artificio e tanto divertimento. Sarà questo e molto altro il Capodanno trevigiano che accompagnerà cittadini e visitatori per l'arrivo del 2020. Sul palco allestito in Piazza dei Signori si alterneranno diversi ospiti in grado di abbracciare tutti i gusti. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà poi l'immancabile spettacolo pirotecnico dalla Torre Civica, che quest'anno presenterà una grossa novità. I fuochi saranno infatti pet friendly per tutelare gli amici a quattro zampe. Per la prima volta ci saranno questi particolari fuochi d'artificio a basso impatto acustico che di fatto sostituirà i botti con della bella musica. Dopo la mezzanotte a chiudere la serata musica con DJ set, un bel modo per concludere in allegria. Un'ottica di attenzione per la donna, abbiamo realizzato delle shopper plastic free, quindi in tessuto riciclato, con la scritta e l'autriviso che saranno regalate a tutte le signore che arriveranno e lo ripeto, arrivate abbastanza presto perché la piazza per ragioni di sicurezza sarà a numero chiuso, che arriveranno per festeggiare insieme a noi il Capodanno in Piazza dei Signori. Per la fine dell'anno anche i più piccoli avranno il loro divertimento con clown, giocolieri e prestigiatori. Sotto la Loggia Incantata ci sarà il Capodanno per i bambini, quest'anno arriverà anche dopo la mezzanotte, insieme alla Fondazione Città della Speranza verrà offerta anche poi una merenda. La festa verrà svolta con un'attenzione particolare alla tutela della sicurezza. Lo spettacolo verrà presentato da Igor Barbazza e Claudia Vigato. Accorriamo tutti in piazza il 31 dicembre, vi aspetto, divertiamoci, divertiamoci, divertiamoci. Martedì 1 gennaio l'anno comincerà nel migliore dei modi. Alle 21 si terrà il gran concerto di Capodanno al Teatro Comunale Mario del Monaco per lo scambio degli auguri e per condividere con il pubblico 2 ore di musica e socialità. Concerto del primo dell'anno, tutto l'incasso sarà devoluto alla Casa Rifugio per le donne vittime di violenza.